novità. Gli stili di vita sbagliati della popolazione rendono il Friuli Venezia Giulia tra le regioni in cui sono più numerosi i casi di decessi, che potevano però essere rimandati. Lo attesta uno studio sulla base dei dati Istat di cui ci riferisce Lara Boccalon. Tante, troppe, secondo i dati elaborati dal gruppo Nebo Ricerche di Roma, le morti evitabili in Friuli Venezia Giulia, e la causa appaiono essere soprattutto gli stili di vita scorretti più che la qualità del servizio sanitario e più in generale del welfare, una situazione che va avanti da anni, rilevano gli autori del rapporto, fin dalle prime edizioni dello studio alla fine degli anni 90 e che già allora aveva destato allarme, un fenomeno che pare riguardare soprattutto le donne, che fanno classificare la regione per numero ed età dei deceduti per cause evitabili al 16° posto, tra le peggiori in Italia, mentre i maschi risultano al 10° posto, in linea con la media nazionale. Sempre per le donne, i 4 capoluoghi di provincia risultano tutti nella seconda parte della classifica provinciale, posizionamenti nettamente migliori nel caso dei maschi, proprio riguardo all'indicatore circoscritto alle morti evitabili con interventi di prevenzione primaria, come ad esempio seguendo le regole antinfortunistiche sul lavoro, oppure riducendo il fumo e il consumo di alcolici, facendo una dieta equilibrata e svolgendo attività fisica. Le donne si collocano al 18° posto della classifica nazionale, mentre i maschi all'11°. Analizzando invece i dati sulla mortalità per cause trattabili legate alla diagnosi precoce e alla qualità dell'assistenza sanitaria, la regione occupa una posizione decisamente migliore sia per le femmine al 9° posto che per i maschi all'8°. L'assessore alla sanità Telesca conferma che c'è un problema di comportamenti e spiega che per questo da 2 anni si insiste sulla prevenzione, a cominciare dalle scuole, dai medici di famiglia e dai dipartimenti delle aziende sanitarie, proprio perché gli stili di vita sbagliati sono tra i principali fattori di rischio per molte patologie. Telesca fa appello anche al lavoro degli enti locali nella chiave di una responsabilità comune, un impegno che non dà risultati a breve termine, ma Telesca spera che già dai dati del 2016 qualche novità positiva possa emergere. I tumori in età pediatrica: ogni anno in Italia si registrano circa 2000 nuovi casi, una quarantina in Friuli Venezia Giulia, numeri stabili, come ha spiegato il direttore di oncoematologia del Burlo di Trieste Marco Rabusin a Buongiorno Regione, intervistato da Nada Ciocc. Vediamo. Avete un buon successo di guarigione rispetto agli adulti. I risultati nel corso degli anni sono costantemente migliorati, siamo partiti dagli anni 70 in cui la sopravvivenza era sostanzialmente pari al 10%, oggi possiamo dire che 80% di questi bambini guariscono, e questo grazie, diciamo, all'enorme sforzo scientifico che è stato fatto in Italia e nel mondo. Possiamo dire che un bambino di Trieste riceve le stesse cure di un bambino di Parigi, di Berlino, di New York, cioè c'è una grande armonizzazione di cure, e questo permette, diciamo, di evitare inutili spostamenti dei pazienti che vicino a casa loro possono essere guariti nel miglior modo possibile. Ecco, i bambini hanno un asso nella manica quando si tratta di queste terapie anche pesanti, che è la chemioterapia in sostanza. Ci possiamo permettere, al contrario di quanto uno potesse pensare, di somministrare ai bambini delle terapie molto intense. Mi riferisco in particolare alla chemioterapia, grazie all'assoluta salute dei loro organi, che devono in qualche modo metabolizzare questi farmaci ed eliminarli, quindi sono in grado di sopportare terapie molto più pesanti rispetto all'adulto, e questo in parte spiega le migliori percentuali di guarigione dei tumori in età pediatrica rispetto a quelli dell'adulto. Il paziente adolescente è più difficile, forse sia per la cura, ma forse anche per accettare questo percorso. Il paziente adolescente, che non è più un bambino ma che non è ancora un adulto, ha delle caratteristiche peculiari. In termini di diagnosi rischia effettivamente di avere delle diagnosi più tardive, e in più, e in questo senso assomiglia di più all'adulto, tollera un po' peggio le terapie ed è in grado ovviamente anche di riflettere sul tipo di malattia di cui è affetto, per cui rappresenta sicuramente una categoria nei confronti dei quali dobbiamo avere una grandissima attenzione, una grandissima preparazione. Gli spettacoli: Sting chiuderà il Mittelfeld